È una mostra che ti dà la possibilità di avvicinarti all'arte visiva e in particolare al fumetto, perché utilizza il linguaggio del fumetto, cioè un linguaggio sequenziale. Smuggia usa acquerelli, un lavoro raffinato, una sorta di miniaturista. E questo ci dimostra che l'arte insomma non ha confini e se tu riesci a dare delle emozioni, cosa che lui secondo me ci riesce benissimo. Attraverso i suoi personaggi, la ragazzina Luna e il gatto Vincent, si immerge in una specie di sogno onirico nella storia dell'arte e vanno questi personaggi ad interagire con gli artisti proprio dei vari periodi storici che anche loro si contaminano sia dal punto di vista artistico che come persone. Palazzo Arti Fumetto Friuli, quindi sono più di 2000 metri quadri espositivi ed è il risultato di 30 anni di fumettisti che operano a Pordenone. Insieme al mio gruppo abbiamo fatto questa proposta all'amministrazione di rilevare quella che era la Galleria d'Arte Moderna qui a Pordenone e trasformarla nel PAF.